Buongiorno a tutti, buongiorno ai fratelli, alle sorelle, agli amici che ci stanno seguendo anche da varie parti del mondo. Siamo felici di condividere con tutti questo momento speciale, che è un momento di culto, no? È una situazione un po' particolare perché stiamo adorando Dio in una maniera completamente diversa dal solito, da come siamo abituati, ciascuno nelle proprie case, ciascuno con la propria Bibbia in mano, forse seduto sulla poltrona, sul divano, in casa, ma questo non cambia lo spirito di quello che stiamo facendo, sia come c'è scritto nella parola di Dio, un versetto che leggerò fra poco: Dio cerca i veri adoratori. In qualsiasi posto tu sia, tu sia sul monte Everest, che tu sia nella tua casa, in giardino o da qualsiasi altra parte, oggi è una giornata di culto, oggi è una giornata di adorazione. E quando noi adoriamo Dio è il momento in cui noi dobbiamo offrire qualcosa della nostra vita a Lui, no? E io prima di cominciare questo culto vorrei leggere proprio questo testo, che è un testo molto conosciuto, molto bello, un incontro che Gesù ha fatto con una donna samaritana, e Gesù gli ha detto una cosa bellissima, no? Che dice così: si trova nel libro di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, due versetti che dicono: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Dio cerca i veri adoratori. Ed è per questo che io ti chiedo in questo momento di cominciare il nostro culto online con questo spirito di adorazione. Comincia già a chiedere al Signore di aiutarti a identificare un'area della mia vita, un'area della tua vita che noi dobbiamo consegnare a Lui. Culto è un momento di adorazione, ma soprattutto di offerta, come dicevo prima. E i veri adoratori devono adorare in spirito e verità, non soltanto in spirito, ma anche in verità. Quando noi diciamo che il Signore è tutto per noi, questo deve diventare una verità. Se Dio è tutto per te, prega insieme a me, chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare con Lui in modo che Lui possa veramente toccare il tuo cuore attraverso tutto quello che faremo insieme, la parola di Dio che predicheremo, i canti, la comunione fraterna che ci unisce nonostante la distanza, nonostante il distaccamento di questi schermi che siano televisivi o del telefonino. Noi siamo in un unico spirito e vogliamo in un unico spirito adorare il nostro Signore. Preghiamo insieme. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico, perché siamo qua, Signore, cercando il nostro Dio vivo, il nostro Dio, Signore, che non ci lascia mai, che cerca veri adoratori. Siamo qua, Signore, siamo qua per chiederti di aiutarci a fare il meglio per te, perché tu meriti tutta la lode, tutta l'adorazione, tutto l'onore. Ti chiediamo, Signore, che questo sia un tempo benedetto, e ogni cosa, Signore, noi ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Lodiamo il Signore insieme. Tutto l'onore, tutta la gloria al Signore. Solo Lui è degno. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni che illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me.
Non so quanto è costato a te morire in croce un dì per me. Non so quanto è costato a te morire in croce un dì per me. Non so quanto è costato a te morire in croce un dì per me. Non so quanto è costato a te morire in croce un dì per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso e glorioso, sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, Dio è glorioso, sei per me. Canto con la gioia che il Signore mi dà, ogni giorno vivo con il suo amore, annuncio per me la sua verità, perché Cristo vuole tutti noi salvare. Canto perché santo amore vivo con il Salvatore, voglio del Signor parlare, Cristo è il nostro Redentore, la gioia nel dolore ci aiuterà, soli abbandonati non ci lascerà, per la sua giustizia vuol che siamo Lui, con coraggio andiamo avanti a vincere. Canto perché santo amore vivo con il Salvatore, voglio del Signor parlare, Cristo è il nostro Redentore. Canto perché santo amore vivo con il Salvatore, voglio del Signor parlare, Cristo è il nostro Redentore. Grande potenza tu sei, vista a chi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vitale in lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio grande, il nostro Dio forte, Egli ha lì sopra ogni altro, e Redentore e grande in potenza sei Dio.
sei Dio. Alleluia. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio grande, il nostro Dio forte, Egli è lì sopra ogni altro, ereditore, grande potenza, sei Dio, nostro Dio grande, il nostro Dio forte, Egli è lì sopra ogni altro, ereditore, e grande potenza, sei Dio. Hallelujah, glory be to God. Se Dio è per noi, ci sarà contro noi. Se Dio è con noi, mai ci fermerà. Se Dio è per noi, ci sarà contro noi. Se Dio è con noi, mai ci fermerà. Nostro Dio grande, nostro Dio forte, Egli è lì sopra ogni altro, ereditore, grande potenza, sei Dio, Dio grande, nostro Dio forte, Egli è lì sopra ogni altro, ereditore, grande potenza, sei Dio. Eccoci qua carissimi per condividere il momento della meditazione sulla parola di Dio, no? Oggi noi mediteremo su una cosa interessantissima che è l'ingresso di Gesù in Gerusalemme poco prima di andare a supplizio, poco prima di essere crocifisso, no? È stato un momento bello da un punto di vista, ma sicuramente drammatico da un altro punto di vista, no? Perché ultime ore di vita di Gesù sembrava che Gerusalemme lo accogliesse con una grande festa, ma poco dopo, poche ore dopo, Gerusalemme lo ha condannato. E questa è la bellezza e allo stesso tempo la drammaticità di quello che Gesù ha visto e ha vissuto nelle ultime ore della sua vita. E noi mediteremo su alcuni punti di questo testo biblico e la mia speranza è che la parola di Dio possa penetrare dentro di te come ha parlato al mio cuore e che tu possa non soltanto ascoltare ma praticare quello che noi impareremo. Preghiamo che il Signore possa parlarci profondamente e prima ovviamente leggiamo il testo biblico che andremo a meditare. Okay? Si trova in Matteo capitolo 21 dal versetto 1 fino al versetto 11 e dice così: Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 discepoli, dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi, subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne perché si adempisse la parola del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina, montato sopra un asinello puledro d'asina.
I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva ordinato loro. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che lo precedevano e quelle che lo seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? E le folle dicevano: questo è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Preghiamo che il Signore possa parlarci. Signore nostro Dio, nostro Padre, noi ti benediciamo, Signore, per la tua parola, perché sempre, Signore, la tua parola contiene dei tesori che noi possiamo fare nostri, e attraverso queste cose che noi impareremo oggi, Signore, aiutaci a crescere nelle tue vie. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Come abbiamo detto, questi erano gli ultimi giorni di vita di Gesù e lui entrava in Gerusalemme per compiere il mandato che il Padre gli aveva dato. Lui sapeva ovviamente che fra poco doveva essere sacrificato a causa del peccato dell'umanità. La sua fama negli ultimi tempi era aumentata in modo smisurato. Gesù per 3 anni e mezzo quasi aveva girato per tutta la Palestina, aveva guarito, aveva parlato con autorità, era entrato in contatto con le più svariate razze che c'erano in Palestina. Lui parlava con i romani, lui guariva, se vi ricordate, la donna sirofenicia, perciò aveva parlato con la donna samaritana che era una meticcia, e tutti i popoli veramente avevano non solo apprezzato ma avevano stimato Gesù degno di essere ascoltato, e la sua fama, come abbiamo detto, era aumentata in modo smisurato. Lui stava entrando in Gerusalemme e Gerusalemme era l'ultimo rospo che Gesù doveva ingoiare, no? Perché a Gerusalemme era proprio il nucleo dei forti oppositori di Gesù, e mentre lui stava entrando in Gerusalemme vediamo questa scena meravigliosa e drammatica allo stesso tempo, dove tutta la folla, no, stava accogliendo Gesù in modo trionfale. E io mi immagino in questo momento la folla che sta accogliendo Gesù, un'ala da una parte della strada, un'altra ala dall'altra parte della strada, osannando Gesù. L'espressione che viene usata in questo testo biblico è proprio la parola Osanna, Osanna al figlio di Davide, Osanna nei luoghi altissimi. La parola Osanna vuol dire salvaci, Dio salvaci, ok? E questo momento è stato un momento di trionfo, un momento di gloria per Gesù. Ma una cosa è la folla che grida Osanna con la propria bocca, e un'altra cosa è il cuore della folla, e noi vedremo il perché. Quindi il primo punto che noi mediteremo oggi è faremo un focus sulla folla, sul significato di essere parte di una folla che grida Osanna, Osanna al figlio di Davide, Osanna nei luoghi altissimi. Perché, cari miei, c'è una grande differenza tra il far parte della folla che parla con la bocca, ma l'altra cosa è far parte di una folla che veramente col cuore adora il nostro Signore. E questa folla che ha osannato il Maestro al suo ingresso in Gerusalemme, ma un'altra cosa è portare questa gloria, questo onore, questa adorazione fino in fondo. È interessante che Gesù entra in Gerusalemme e la prima tappa che lui fa è nel Tempio, e nel Tempio, quando lui entra, cominciano a succedere delle cose strane. Il Tempio è il luogo dell'adorazione, no? E quando lui entra nel Tempio, la prima cosa che lui fa è la purificazione del Tempio. Voi provate a immaginare l'atrio del Tempio, dove il Signore secoli prima aveva pensato che le persone dovevano entrare in un momento di riverenza, in un momento di silenzio, un momento di adorazione.
lui entra nel Tempio e vede questi commercianti di pecore, commercianti di colombi che fanno un mercato all'interno del Tempio, quindi la casa di preghiera del Signore che è diventata una casa, come dice proprio lui in altri testi biblici, una casa di ladroni, una casa di ruberie, no? Dove l'uomo fa i suoi affari. E la prima cosa che Gesù fa è rovesciare i tavoli del Tempio, frustare gli animali che erano presenti lì, a cacciare via i mercanti da un posto di adorazione. E poi lui comincia a predicare delle parabole molto interessanti. Lui predica la parabola dei due figli, ossia del figlio obbediente e del figlio disobbediente, ovviamente riferendosi alla classe sacerdotale, ai religiosi di quel tempo. Poi lui predica la parabola dei cattivi vignaioli, ovviamente sempre riferita ai religiosi di quel tempio, ai quali era stato affidato il popolo di Israele dal punto di vista spirituale, ma che avevano cacciato via il figlio, ossia che stavano per cacciare via e crocifiggere il figlio che era il padrone, il vero vignaiolo. E poi lui predica la parabola delle nozze, dove il Signore invita tutti i componenti del popolo di Israele a una grande festa di adorazione, ma loro rifiutano. E provate a immaginare quindi questa folla che ha accolto Gesù in un momento di adorazione, tra virgolette adorazione, ma di finta adorazione, e ora Gesù fa delle cose che non piace a loro, ossia predica contro di loro, fa delle cose che sembra che siano contro di loro, ossia caccia i mercanti dal Tempio, rovescia un sistema che loro avevano organizzato tra virgolette di adorazione, e quindi fa delle cose che sicuramente non piacciono al popolo, non piacciono ai religiosi di quel tempo. Pochi giorni dopo, nel momento in cui Gesù è stato condannato, è stato giudicato, è stato flagellato e poche ore dopo è stato portato alla croce, quella stessa folla che aveva adorato il Signore Gesù, a quella stessa folla dice: noi scegliamo Barabba al posto del Signore Gesù, al posto di quello che tu dici che è il nostro Signore, il nostro Re. Quella stessa folla che ha adorato con la bocca è quella stessa folla che poche ore dopo condanna il Signore Gesù alla crocifissione. Allora, cosa c'era nel cuore di questa folla? Guardate cosa dice Matteo capitolo 27, versetto 20, dice: ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Versetto 25 dello stesso capitolo dice: e tutto il popolo rispose, dopo l'appello che ha fatto Pilato di liberare a Gesù, dice: e tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Ossia il popolo, la folla ha condannato Gesù attirando una maledizione su di sé, chiedendo di essere giudicato attraverso questo sangue che loro stavano spargendo consapevolmente del loro maestro. Cari miei, noi tante volte siamo andati al culto, no? Nella nostra folla che andava ad adorare. Quante volte noi abbiamo alzato la nostra voce, abbiamo alzato le nostre mani, abbiamo innalzato forse anche una parte del nostro cuore, ma la mia domanda oggi è: quanto facevamo parte di quella vera folla di adoratori che il Signore cerca a tutt'oggi? Perché tante volte noi adoriamo purtroppo con la bocca, ma il Signore ci sta dando un'occasione attraverso questo periodo che noi stiamo passando, no? A casa, isolati dai nostri fratelli, non più potendo fare un culto insieme ai nostri fratelli, almeno fisicamente parlando. Ci sta dando un'occasione di valutare se noi facciamo parte di quella folla che ha adorato fintamente Gesù quando è entrato in Gerusalemme, e invece facciamo parte di quella folla che quando Gesù comincia a chiederci, a fare delle cose che non ci piacciono nella nostra vita, invece siamo disposti a rinnegare, se non con la nostra bocca, ma con la nostra vita, con le nostre azioni. Sapete che cosa Dio ci sta
esortando a fare in questo momento, di essere soli nelle nostre case o con i nostri familiari e farci vedere se noi siamo veramente quei veri adoratori nelle nostre famiglie, nelle nostre camere da letto, quando abbiamo il nostro momento personale con Gesù. È lì che noi dobbiamo essere veramente dei figli di Dio, dei veri adoratori, di non far parte di quella folla che ha adorato fintamente Gesù, che ha messo una maschera di ipocrita, che era facile in mezzo a tutti gli altri adorare, cantare, dire Osanna Signore salvaci, ma quando è stato il momento di adorare, di mettere in gioco la propria vita per il Signore Gesù, no, è stato rinnegato il Maestro, colui che era stato chiamato figlio di Davide, ossia figlio di Re. Cari miei, il primo focus che noi vogliamo fare oggi sulla nostra meditazione è di quale folla faccio parte, di quale schiera faccio parte, di quella folla che ha adorato fintamente Gesù all'inizio, quando è entrato nella Gerusalemme. Sapete, a volte noi cominciamo la nostra vita cristiana con una vera adorazione, con un entusiasmo, con una voglia di camminare con Dio, con gioia nel cuore. Poi piano piano nella nostra vita passa, questo entusiasmo comincia a calare, comincia a diminuire. Perché Gesù comincia a fare delle cose a chiederci delle cose nella nostra vita che veramente non ci piacciono, no? Lui fa per liberarci dalle situazioni che noi stiamo vivendo, ci libera da una storia che noi abbiamo vissuto prima di conoscerlo, ma noi a volte non vogliamo fare questo sforzo. Allora sapete cosa facciamo? Non nello stesso modo che hanno fatto loro, ma dal punto di vista spirituale lo facciamo nello stesso modo, ossia non vogliamo saperne di Cristo, piuttosto scegliamo la carne invece che lo spirito. Ed è questo che il Signore ci sta aiutando ad analizzare in questi tempi di coronavirus, in questo tempo di isolamento, no? Sarà che io e te facciamo parte di una storia come è stata quella volta in cui Gesù è entrato in Gerusalemme, o facciamo parte dei veri cristiani che adorano in spirito e verità, ossia quei cristiani che vogliono, nonostante tutto, servire nella propria cameretta quando siamo da soli, nella propria famiglia quando noi siamo chiusi tra le quattro mura di casa. È lì che veramente noi dobbiamo essere veri adoratori. Punto numero 1, quindi focus di quale folla io faccio parte. Ma c'è un secondo punto che io vorrei meditare con te, è di come io sto preparandomi all'arrivo di Cristo. Cari miei, io non so se voi siete consapevoli, ma penso di sì, che state vedendo le situazioni che si stanno sviluppando nel mondo, no? Questa pandemia che sta, diciamo così, avvolgendo tutta la società moderna, tutto il mondo, no? E il sistema mondano, il sistema che noi stiamo vivendo, il sistema delle nazioni, il sistema sanitario, il sistema politico, il sistema amministrativo è andato in crisi sulla base di che cosa? Di un piccolissimo, microscopico, invisibile virus che ha oltrepassato i confini delle nazioni, no? Io credo che il Signore ci stia preparando, si stia preparando al suo ritorno, e noi dobbiamo prepararci anche noi spiritualmente parlando al suo ritorno, no? Ma come ci stiamo preparando? Questa folla di cui abbiamo parlato, che abbiamo visto, si stava preparando, si era preparata al ritorno di Cristo, all'inizio fa una festa, stende questi mantelli per terra, prende dei rami dagli alberi, li stende per terra, gridano, come abbiamo detto, al Signore, lo chiamano figlio di Davide, lo chiamano profeta, no? E si preparano con la bocca al ritorno del Signore Gesù, no? Ma ovviamente questa preparazione, come abbiamo visto, è stata una preparazione fragile, perché è stata una preparazione superficiale, è stata una preparazione della mente ma non del cuore, della bocca ma non dell'anima.
dei gesti eclatanti, ma non della profondità dello spirito umano. È stata una preparazione fallace, una preparazione che ha lasciato il tempo che trovava, una preparazione ipocrita. Non ci si può preparare così all'arrivo del Signore. Sapete, c'è un testo biblico che io vorrei leggere insieme a voi, che si trova nell'Antico Testamento, in Isaia capitolo 40, che ci dice come noi dobbiamo prepararci all'arrivo del nostro Signore, all'arrivo del Messia, all'arrivo del nostro Re, perché il nostro Re sta arrivando e il Signore stesso ci dice come noi dobbiamo prepararci all'arrivo del Messia. Isaia capitolo 40, al versetto 3 dice così, sono 3 versetti che noi leggeremo insieme. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventano pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. Allora, come dobbiamo prepararci all'arrivo del nostro Signore? Come dobbiamo veramente, come folla che adora Dio, dedicare il nostro cuore, dedicare la nostra anima e tutto noi stessi al ritorno, all'ingresso del nostro Re, nella Gerusalemme del nostro cuore. Allora, questa è una preparazione che noi dobbiamo fare secondo le indicazioni che il Signore stesso ci ha dato. E Lui dice che noi dobbiamo colmare ogni valle e abbassare ogni monte affinché la gloria di Dio si riveli, no? Allora, questa è una prassi normale che veniva svolta dai villaggi, dalle città della Palestina, del vecchio Israele, no? Tutte le volte che doveva arrivare un re in visita a uno dei villaggi, a una delle città della Palestina. Sapete, l'agenda di un re era un'agenda piena. Allora lui aveva programmato le sue visite nei villaggi, nelle città dell'antico Israele per anni, no? Quindi una città poteva ricevere in anticipo l'avviso che un re sarebbe arrivato in quella città, in quel paese, in quel villaggio anni prima. E quindi questi villaggi a volte si trovavano in luoghi impervi, si trovavano in luoghi poco accessibili, no? Ossia o sulle colline o sulle montagne oppure in valli dove c'erano pochissimi passaggi, pochissimi sentieri che arrivavano agevolmente in quella città, in quel villaggio. E quindi che cosa dovevano fare gli abitanti di quella città o di quel villaggio per accogliere al meglio il re che stava arrivando, che sarebbe arrivato di lì a qualche anno, no? Dovevano abbassare le montagne, dovevano colmare le valli perché questo re potesse arrivare in modo agevole, onorandolo della sua presenza, no? Allora, cari miei, questo ha un significato spirituale molto forte, molto profondo, perché queste valli e questi monti ci parlano di che cos'è il cuore umano. Quando noi parliamo di valli, quando la parola di Dio ci parla di valli nella parola, per esempio nel Salmo 23, quando dice: quando anche io dovessi passare per la valle dell'ombra della morte, vi ricordate cosa dice questo Salmo? Ci parla di che cosa? Ci parla delle angosce, ci parla delle insicurezze del cuore umano, ci parla delle prove, delle difficoltà e della tristezza che noi affrontiamo ogni giorno durante la nostra vita quotidiana, no? E queste valli dice che noi dobbiamo colmarle. E sapete colmarle con che cosa? Dobbiamo colmarle con la sicurezza che il nostro Dio arriverà, che il nostro Dio farà giustizia, che il nostro Dio ci darà quella pace, quella sicurezza, quella fede che è necessaria perché queste valli siano colmate. Cari miei, noi stiamo passando in un momento di una valle oscura, di una valle dell'ombra della morte, più di 10.000 morti in Italia, più di
medici che stanno lottando contro la vita, contro la morte, vedono morire bambini, vedono morire anziani, vedono morire i nostri parenti, vedono morire i nostri concittadini, no? E ogni giorno lottano contro la vita e contro la morte, ma noi dobbiamo riempire la nostra angoscia con la sicurezza che Dio è nel controllo di questa situazione, che Dio farà cose meravigliose in mezzo a noi. Dobbiamo riempire questo cuore con la pace del Signore. Questa valle va livellata affinché il Re passi attraverso questo nostro cuore pieno delle certezze che la parola di Dio ci dà. Ma poi oltre alla valle ci dice che noi dobbiamo appianare i monti, dobbiamo abbassare i monti. E sapete una cosa, questi monti rappresentano l'orgoglio del cuore umano, rappresentano la pienezza della certezza che noi ce la possiamo fare perché noi siamo italiani, perché noi siamo brasiliani, perché noi siamo tal dei tali. No, cari miei, noi non possiamo far passare il nostro Re attraverso un sentiero retto, un sentiero piano, se noi non abbassiamo il nostro orgoglio, perché la parola di Dio ci dice che senza di Lui noi non possiamo fare assolutamente niente. Gesù stesso ha detto in un versetto biblico, ha detto: io non posso fare nulla se non lo vedo fare dal Padre mio. Cari miei, perché il nostro cuore sia umile, noi dobbiamo abbassare il nostro orgoglio e cominciare a dire: Signore, noi non ce la possiamo fare senza di te, noi non riusciremo a fare un solo passo, non riusciremo a guarire una sola persona se noi non contiamo 100% su di te e sulla tua grazia, sulla tua misericordia. Cari miei, se noi vogliamo essere veri adoratori, non dobbiamo fare come quella folla che ha gridato, ha detto gloria e osanna Re di Davide. No, sapete cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare un lavoro con la nostra bocca, non dobbiamo fare solo un lavoro con la nostra testa, mi devo mettere in una situazione di adorazione, è soltanto logica, ma noi dobbiamo fare un lavoro col nostro cuore, come ha detto qua il Signore nella sua parola, Isaia capitolo 40, noi dobbiamo riempire le valli, ossia riempire la nostra angoscia di vivere con la fede, e dobbiamo abbassare le nostre montagne, dobbiamo abbassare il nostro orgoglio affinché il Re passi in lode, adorazione e gloria. C'è una cosa bellissima che questo testo dice, che veramente mi riempie il cuore di gioia e di adorazione. E tutti così, al versetto 5, e tutti allo stesso tempo lo vedranno, perché la bocca del Signore lo ha detto. La gloria del Signore sarà rivelata solo se noi avremo fatto una preparazione del nostro cuore. Versetto 5 all'inizio dice così: allora la gloria del Signore sarà rivelata. Cari miei, la preparazione del nostro cuore precede la rivelazione. Non so se tu stai sentendo lavorare, Signore, nella tua vita ultimamente, ma io ti posso dire una cosa: da questa grande rivelazione che noi abbiamo avuto oggi attraverso questo testo biblico è che se il tuo cuore non è preparato, Dio non può rivelarsi, ma se il tuo cuore è preparato, allora stai tranquillo che il Signore si rivelerà nella mia e nella tua vita. Allora, focus numero 1, abbiamo visto un focus sulla folla. Un focus numero 2, abbiamo visto come il nostro cuore e la nostra anima si deve preparare all'arrivo del Messia. Ma adesso voglio fare il focus numero 3, che è il focus su come Gesù si è preparato alla sua entrata in Gerusalemme. Lui sapeva, carissimi, lui sapeva ogni cosa. Mentre lui stava camminando per la via di Gerusalemme, stava camminando su un piccolo asinello, puledro d'asina, e questo asinello era già stato profetizzato secoli prima dal profeta Zaccaria, che Gesù sarebbe entrato in Gerusalemme su un puledro d'asina, no? E nella nostra cultura occidentale proprio noi non apprezziamo il fatto che Gesù si sia presentato a Gerusalemme sopra un puledro d'asina. Ma la cosa interessante è che nella cultura antica ebraica aveva un significato profondo questa situazione, no? Questo gesto che Gesù ha fatto.
I cavalli erano strumenti di guerra, mentre gli asini erano strumento di regalità. Soprattutto gli asini bianchi erano usati affinché il re potesse spostarsi da una parte all'altra del suo regno, no? Quindi l'asino non è simbolo di ignoranza come noi pensiamo, no? Qua nella nostra cultura di cocciutaggine, come noi pensiamo nella nostra cultura occidentale, ma era simbolo di regalità. I re cavalcavano gli asini, e specialmente gli asini bianchi. Non sappiamo se l'asino di Gesù era bianco o meno, ma sicuramente lui voleva indicare che la sua regalità stava attraversando la via principale della sua città, che era Gerusalemme. E lui si stava preparando così, stava comunicando alle persone che lui era il re che loro stavano aspettando, no? E questo asino viene mandato a prendere dai suoi discepoli e dice: andate in quella parte della città, prendete quell'asino, perché ci sarà un asino, un puledro legato con la sua asina, ossia con la sua madre, portatemeli. Ossia questa per lui stava trasmettendo ai suoi discepoli la sua onniscienza, ossia guardate che io so tutto quello che mi sta per accadere, ma io vado avanti perché c'è un piano di salvezza per voi, c'è un piano di salvezza per l'umanità, e io voglio che questo piano sia portato a termine. Se voi provate a mettervi un attimo nei panni di Gesù, no? Questa folla che lo adorava, ma che lui sapeva che di lì a poche ore, con la sua onniscienza, lo avrebbe condannato, gli avrebbe puntato il dito, gli avrebbe detto a Pilato: crocifiggilo, noi non vogliamo questo uomo che guidi la nostra nazione. Quindi che cosa è successo? Che lui attraverso la sua onniscienza ha protetto il suo piano, perché sicuramente qualsiasi essere umano che avesse conosciuto la sua sorte si sarebbe scoraggiato, ma Gesù non si sarebbe scoraggiato, perché lui vedeva alla fine del suo progetto per il popolo. Allora, cari miei, un giorno Gesù sapeva benissimo che sarebbe tornato come non più come un umile falegname, ma sarebbe tornato come un giudice. E c'è un testo in Apocalisse capitolo 20 dove si vede che lui tornerà sopra non più un asino, ma sopra un cavallo bianco, con tutti i suoi eserciti, distruggendo i suoi nemici, cominciando a comandare le nazioni, dice la parola di Dio, con una verga di ferro. E lì sarà un momento in cui tutti quelli che l'avranno adorato falsamente veramente non potranno sussistere alla sua presenza. Cari miei, Gesù si era preparato a questo momento difficile della sua vita da un punto di vista glorioso, ma dall'altro punto di vista drammatico, e lui sapeva tutto quello che sarebbe successo di lì a poco, come con la sua onniscienza. Oggi, cari miei, noi come esseri umani non siamo onniscienti, ma attraverso la sua parola noi sappiamo che lui un giorno tornerà non più come l'agnello di Dio, ma come il leone della tribù di Giuda, che giudicherà gli esseri umani che non avranno creduto in lui. Ma sapete come noi dobbiamo prepararci? Dobbiamo prepararci a questa visione del suo ritorno con tanta umiltà, con tanta adorazione, perché quello che veramente lui merita è la nostra lode, la nostra adorazione. Io non voglio far parte di questa folla, io non voglio far parte di quella folla che ha adorato falsamente, io voglio far parte di quella folla che un giorno sarà sulle pendici del monte della Gerusalemme celeste ad adorare Dio, e vedendo Dio faccia a faccia, e vedendo che Lui è il nostro Signore, il nostro Dio, il nostro vero Signore. Cari miei, io spero che la parola di Dio di oggi vi abbia edificato, e voglio pregare con voi che questa parola che il Signore ci ha lasciato per oggi possa diventare una realtà della nostra vita, che il tuo cuore possa prepararsi, colmando le valli, abbassando i monti. Non vogliamo far parte di quella folla che adora fintamente il nostro Signore, ma che adora veramente la gloria e l'onore del nostro Dio. Che
Che il Signore ci benedica. Voglio pregare insieme a te affinché questo messaggio possa rimanere nel tuo cuore. Signore, grazie per questo tempo prezioso nella tua presenza. Vogliamo che la tua parola, Signore, rimanga dentro di noi e che possiamo praticare quello che abbiamo imparato. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Cari miei, chiudiamo questo nostro culto con un momento in cui noi possiamo ricordare che c'è un momento di offerta delle nostre primizie, offerta dei nostri guadagni. L'opera di Dio va avanti con i nostri contributi e che noi attraverso queste primizie possiamo vedere che il Signore provvede per noi. Lui ci chiede di dare il 10% dei nostri introiti mensili per il sostegno della sua opera, perché tutto quello che Lui ci dà, non solo le mensilità che noi abbiamo sul nostro posto di lavoro, sono un dono di Dio, ma sono un dono di Dio le capacità con cui noi riusciamo a lavorare e a guadagnarci queste primizie per Lui, ok? Io vi saluto con la grazia e con la pace del nostro Signore Gesù. Alla fine troverete in sovrimpressione il l'IBAN della nostra Chiesa per le vostre decime, per le vostre offerte, e continuiamo a stare in preghiera, in adorazione, in lode al nostro Signore. Vogliamo far parte di quella schiera che il Signore chiama i veri adoratori. Cristo cerca i veri adoratori. Che il Signore ti benedica nel nome di Cristo Gesù. Sono qui